iniziamo la nostra celebrazione con il canto numero 115. Cristo risusciti in cuori, Cristo celebri, Cristo sia lodi, gloria al Signore. Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano, Cristo si celebri, Cristo sia lodi, gloria al Signore. Noi risorgiamo in te, Dio salve, Cristo Signore, Cristo si celebri, Cristo sia lodi, gloria al Signore. Dio Santo, Signore sia con tutti voi, miei fratelli e sorelle, voi presenti, auguriamo la Pasqua felice e benedetta del Signore risorto. Oggi è la festa della Chiesa, di tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo. Per mezzo del battesimo dice sempre Paolo ai Corinzi: siamo morti con Cristo, ma lui ha vita nuova. E oggi con tutta la Chiesa universale, perché in quest'anno la Pasqua è lo stesso giorno anche per l'Oriente. E allora a noi che celebriamo la Pasqua insieme, questo mistero immenso di amore, di risurrezione, che ci ha la riconciliazione con il Padre. Sì, per celebrare il mistero, questa Pasqua del Signore, chiediamo quello di cui abbiamo bisogno, il perdono e il suo amore. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nostra alleanza, Kyrie eleison. Cristo che come pietre santo di Dio, Cristo eleison. Ore che ci hai fatti concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio misericordia di noi, per i peccati ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini buoni. Ti benediciamo. Signore del cielo, Dio Padre onnipotente, Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello del Dio, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, che siedi alla destra, perché tu solo preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, te e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di luce della vita, rinnovati da noi per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute in Gerusalemme. Uccisero appendendolo a una croce. Dio citato al terzo giorno e volle che si non a tutte, ma a testimoni bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo insieme. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è sempre a Israele. Questo è al Signore. La destra del Signore sia innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra angolo. Questo è stato fatto
meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e vediamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, con Cristo, cercate di lassù seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Post manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola. Ora leggiamo la sequenza che trovate nei foglietti. Il primo versetto lo leggo io e poi il via. Alla vittima pasqualza oggi il sacrificio di lode. Bello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Daci Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. È risorto e Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo nostro immolato, facciamo Signore. Alleluia, alleluia. sia con voi. Al Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Maddala si recò al sepolcro di mattino quando vide che la pietra era tolta dal sepolcro. E allora è andato da Simon Pietro, dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Hanno portato via il Signore dal sepolcro. Non sappiamo dove hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo, si recarono al sepolcro. Avevano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse sepolcro.
noi oggi, perché sentiamo che il mistero di Dio è tutto per noi. Celebriamo quindi oggi la solennità più gioiosa della nostra fede, la Pasqua del Signore Gesù, la festa che illumina di grandezza e di bellezza la vita della Chiesa e ci fa gustare, per chi ha bocca buona, ci fa gustare pienezza, la nostra fede. Se non c'è fondamento, casca tutto. È il fondamento della nostra fede e insieme è il contenuto della nostra speranza. Cristo risorto è la nostra speranza. Se Lui è risorto, come scrive Paolo in Corinzi, anche noi risorgeremo con Lui. E questa grande, sin dai primi tempi della Chiesa, ha costituito il nucleo centrale di tutta la fede e della testimonianza degli Apostoli che è arrivata fino a noi oggi. Per essere apostoli bisognava essere testimoni della risurrezione di Gesù e così è avvenuto, dovendo sostituire il posto mancante di Giuda. Gli apostoli scelsero Mattia per questa unica ragione, perché era uno presente ai fatti fin dall'inizio e testimone della risurrezione di Gesù. Al tramonto di quel primo venerdì santo, ricordate, 7 aprile dell'anno 30, quel venerdì santo, Gesù morto, a Moria di Gesù, l'uomo nuovo che ci aveva rivelato il Padre, il volto della misericordia, ma le cose non vanno come pensa qualcuno. Ecco, all'alba del 9 aprile, il giorno dopo la Pasqua ebraica, Maria Maddalena è una donna, ricordiamolo. Maria Maddalena non si rassegna a quanto era accaduto e da sola si reca al sepolcro di mattina a buon'ora. E che cosa succede? Succede una cosa sorprendente, sconcertante. Non vede quello che cercava. Maria trova la pietra del sepolcro rovesciata. Il sepolcro è vuoto, non c'è il corpo di Gesù. Smarrita e sola, non sa darsi conto del fatto, corre al cenacolo per parlare con Pietro. Parlare con Pietro e Giovanni, le colonne. Anche loro non sanno che cosa possa essere accaduto e insieme corrono al sepolcro. Il sepolcro è vuoto. Il sepolcro è vuoto. Hanno portato via il Signore, Maddalena ha detto loro, e non sappiamo dove l'hanno trovato. Pietro è
e Giovanni corrono insieme a vedere e trovano quello che Maddalena aveva loro raccontato. Trovano il sepolcro vuoto. Gesù però non è tra i morti. Gesù non è là. Pietro è il primo, ha il primo diritto, e silenzio di quelle pietre non gli dicono niente. Entra anche Giovanni. Giovanni vede, anche lui non capisce tutto quello che può essere successo, ma Vangelo dice che lui credette. Credette che? Credette che Gesù era risorto. Del resto, le scritture dicono che Gesù sarebbe dovuto risorgere, ma gli apostoli ancora non avevano ancora assicurata questa certezza. Quello stesso giorno Gesù, apparendo più volte agli apostoli, confermerà la sua risurrezione. Tanta gente oggi ride di queste cose, ma ci assicura che siamo nel vero. È da questa esperienza concreta di Gesù risorto che nasce la prima comunità cristiana di Gerusalemme e proclama la grandezza di Gesù risorto e la salvezza da lui compiuta. Pietro, sconfitto dalla paura, divenuto un traditore, al punto che nella notte del tribunale rinnegherà il Maestro. Ora, in piazza di Gerusalemme, parla a tutti con un coraggio che non aveva mai avuto. E la testimonianza di Pietro è grandissima. Noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Lo uccisero appendendolo alla croce, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che apparisse non a tutto Israele, no, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, Pietro, sentite, con i suoi compagni, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione. Vedete una prova più concreta di questa? Non ci sono prove. Abbiamo mangiato con lui, abbiamo di nuovo fatto l'Eucaristia, e aggiunge tutti i profeti rendono testimonianza e chi crede in lui ottiene il perdono dei suoi peccati. E questa è salvezza. Miei fratelli e sorelle, contiamo, ma non lasciamoci prendere. Dubbio, fiamoci a questo Cristo Gesù vincitore. Gesù è la nostra Pasqua. Lui ha dato la vita per noi, è morto cavarci per restituirci, sentirci figli di Dio, la riconciliazione con il Padre. Lui è il Signore della vita. La morte che ci fa tanto paura ha cambiato un po' il suo volto. Lui l'ha vinta. Quella morte che era una condanna è diventata una porta che si apre quando Dio vuole.
nostro mondo immerso nella guerra, nell'odio, nella violenza, doni a tutti noi la sua pace pasquale. Questo è l'augurio che ci facciamo e ci auguriamo, ricordiamoci, siamo nell'anno giubilare della speranza. Coltiviamo questa speranza mentre il Signore è risorto in mezzo a noi. Facciamo una professione di fede, credo degli Apostoli. Io credo in Dio Padre Onnipotente e in Gesù Cristo suo unico. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre della vita che ha risuscitato Cristo, suo Figlio, certi che sempre gli vuole il nostro bene. Signore, donaci la tua salvezza. La Chiesa, illuminata e rinforzata dalla risurrezione di Cristo, sappia testimoniarlo fedelmente al mondo intero. Preghiamo. I governanti si adoperino per un avvenire di pace, fondato sulla speranza cristiana. Preghiamo. La Pasqua di Cristo divenga certezza di riscatto da ogni oppressione. Preghiamo. L'Eucaristia ci doni la forza per vivere nella carità e nella verità verso tutti. Preghiamo. O Dio, tu fai risplendere la luce della risurrezione nelle nostre pratiche quotidiane. Volgi il tuo sguardo a noi, esaudisci le nostre richieste, donaci la grazia di seguire il tuo Figlio sulla via dell'amore che si dona e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il canto numero 299. Nei cieli un grido risuonò, alleluia, Cristo Signore trionfò, alleluia, 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 alleluia. Morte di croce alleluia, ora il suo cielo risalì, alleluia, 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 alleluia. Cristo da vivo in mezzo a noi, alleluia. Noi risorgiamo
Lui, alleluia, 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 alleluia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia riunita di Gesù possa offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unico, hai per patteggiare la luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Per proclamare sempre la Signore, soprattutto esaltarli in questo giorno, Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero che tolse il mondo della gioia pasquale. L'umanità esulta su tutta la terra, le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine la tua gloria. Santo Signore di cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che è nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, vivificali con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Modo del cenato, preso il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene
sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane, vita e la salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo di Cristo, primo Padre, tutta la terra è qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Gesù, nel suo vero corpo. Rendila perfetta questa nella nostro Francesco, nostro liberi tutte le persone a te consacrate, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i nostri defunti. Ammettili nella luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e gli Apostoli della Chiesa, San Onur e in Gesù Cristo canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora, giorno di Pasqua, fiducia verso il Padre, il Figlio, amore. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci dal male e pace nei nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Per il segno pasquale. Agnello di Dio,
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto numero 22. Alleluia, alleluia, alleluia. La Santa Pasqua illumini di viva fede l'uomini, redenti e fatti liberi. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno dopo il sabato, le donne meste trepide al suo sepolcro accorrono. Alleluia, 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 alleluia. Dal cielo scende un angelo splendente come folgore, la grande pietra rotola. Alleluia, 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 alleluia. Non lutto, non più lacrime, il pianto ceda il giubilo, sconfitte son le tenebre. Alleluia, 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 alleluia. Dinanzi a lui prostriamoci, la gioia intoni il cantico che durerà nei secoli. Alleluia, alleluia, alleluia.
preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata nei sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione per Cristo Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. E se finita, andiamo in pace. E ancora una volta a tutti una bella Pasqua. Canto 115. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Noi risorgiamo Dio Salvatore, Cristo Signore, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria. La cappella della Madonna del Rosario fu costruita da un artista svizzero. Melchior Widmar fu chiamato in santuario per realizzare due grandi tele tuttora esposte, l'Adorazione di Gesù e la Circoncisione di Gesù. Chiese e ottenne di essere sepolto nel santuario lui e i suoi discendenti, come accade tuttora. Realizzò questa cappella a sue spese ed è una delle due strutture che hanno subito pochi danni nel terremoto e sono rimaste sostanzialmente intatte, come si può vedere dagli stucchi e dagli affreschi della volta. La statua che si vede fu scolpita nel 1939 al posto di una precedente ed ha proprio la realizzazione di quale potenza abbia la preghiera del Rosario.
il santuario nella sua veste attuale, ricostruito dopo il terremoto del 1976. Per decorarlo fu chiamato soprattutto un artista friulano, Arrigo Poz. Il mosaico che vedete alle mie spalle e che percorre tutta la larghezza della chiesa rappresenta il cosmo. Le rotondità sono i pianeti. Al centro vi è una cometa che passa velocissima. Quella cometa rappresenta il Figlio di Dio Gesù, che è da prima del tempo e che percorre il tempo. Vedete che inizia con una scia di colore blu e dopo si concretizza con una scia bianca, esattamente centrata con l'altare, e rappresenta proprio l'Eucaristia. Uno dei quadri più importanti esposti in questo santuario fu dipinto dal Benedetto Carpaccio nel 1541 e rappresenta l'adorazione del nome di Gesù. I personaggi raffigurati sono da sinistra a destra Giovanni il Battista, poi c'è San Francesco d'Assisi, San Bernardino da Siena che porta nella chiesa tutta la devozione al nome di Gesù, e poi ancora San Paolo rappresentato con la spada in mano. Arrigo Poz preparò anche il disegno di questo rosone, una vetrata che raffigura il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Potete vedere al centro Fratello Sole, sulla destra Sorella Luna e le stelle, e poi ancora l'aere, il nubilo, e poi sotto Frate Fuoco, per lo quale enallumini la notte. È una visione veramente moderna, quella di San Francesco d'Assisi, perché prima gli uomini, in particolare i contadini del suo tempo, vedevano quasi come una maledizione la grande fatica del lavorare la terra. E invece, se si sa di avere Dio per padre, allora si apprezza anche la bellezza della natura. L'architetto che realizzò la ricostruzione del santuario dopo il terremoto cercò di rendere anche plasticamente la forza distruttrice in modo che le persone non dimenticassero l'evento. Se guardiamo il tetto del Tempio, vediamo tutta una serie di capriate parallele fra loro, simmetriche, ben disposte. E invece la zona che sovrasta il presbiterio è tutto fuorché armonica e regolare. Rappresenta lo squarcio che è stato prodotto dal terremoto nella chiesa e naturalmente anche nel Friuli.
Riflessioni sulle letture della Domenica delle Palme e della Passione del Signore, anno C. Un Big Bang di amore.